Io dico, in un giorno difficile, doloroso in modo particolare per i lavoratori che hanno accettato il part-time pur di mandare avanti questa azienda, ho ritenuto fosse un dovere innanzitutto passare per esprimere la mia vicinanza, conoscere anche il commissario liquidatore che già ha avuto tanti incontri con il mio collaboratore Simoncini. Le ipotesi sono queste, cioè quelle di trovare un imprenditore, il passaggio fondamentale rimane questo, mandare avanti l'azienda nel frattempo perché altrimenti perdere il pacchetto clienti e la chiusura definitiva è la morte, quindi i lavoratori grazie a loro continuano a tener viva questa ipotesi industriale che pure ha un mercato. Noi dobbiamo trovare un imprenditore, non è cosa facile, la Regione per la sua parte può mettere a disposizione un pacchetto di fondi comunitari che possono essere utilizzati dall'imprenditore che decidesse di subentrare. A questo scopo, per chiarirci meglio le idee, per vedere qual è davvero le cose che possiamo mettere a disposizione, siamo d'accordo con il commissario liquidatore di incontrarci questa o all'inizio della prossima settimana per definire anche con i dirigenti della Regione gli interventi possibili. Poi speriamo che tutto davvero si risolva, se lo meritano questi lavoratori e speriamo anche di avere un po' di fortuna.